Questa che vi voglio fare sentire è la storia di la baronessa di Carini, storia antica d'amore e di morte, sbucciata dalla famiglia di Rubalume di Carini. Era l'anno 1563 e la leggenda dice, essendo andato Don Cesare Lanza al castello di Carini come era suo costume, trovò suo genero molto alterato, perché aveva trovato in quel misimo istante nella sua camera da letto Ludovico Vernagallo abbracciato con la sua bellissima moglie donna Laura Lanza. Onde detto esponente, mosso da giusto sdegno, andò ad ammazzare la sua amata figlia per lavare l'onore macchiato. Piange Palermo, piange Siracusa, a Carini c'è lutto in ogni casa. Torno al castello di Carini, ci passa e sta sul letto cavaliere, governa l'anno di sanno gentili, ma la gioventù l'onore eterno. Primo colpo a donna Carini, appresso colpo a donna Carini, un colpo da motori, un colpo da villini, di la baronessa di Carini. E adesso tutti insieme! La 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 la. Signori padri, che finisco fuori, signora figlia, ti venga ammazzare. A primo colpo a donna Carini, adesso colpo a donna Carini. Nisci ora, gente di Carini, ora che è morta la vostra signora. Nisci che tutti con una tovaglietta e ci studiate sta facciuzza bella. Nisci che tutti con una tovagliola e ci studiate sta facciuzza sola. Uè! Grazie a Peppino Castro.